pallone lunghissimo, viene controllato di testa da Picca3, si slancia Aprile, fallo su Aprile da parte del numero 2 Gorin, calcio di punizione da parte fischiato dal direttore di gara, che ricordo è ancora il signor Vitali di Bologna. Niente di grave per Aprile, che ha subito un colpo al capo. Batte Morello per Raimondi, che si svincola in area, si libera bene di Onofri e batte a rete, realizzando il gol dell'1-0 per Aprile, che ha subito un colpo al capo. Batte Morello per Raimondi, che si svincola in area, si libera bene di Onofri e batte a rete, realizzando il gol dell'1-0 per il Matera. Sorpresissima a Genova, il Matera conduce per 1-0 al 6° minuto di gioco. Ha realizzato Raimondi l'acquisto appunto dell'ultima ora, schierato in extremis da Franco Di Benedetto a Genova. E qui credo sia Musiello, cerca la soluzione da fuori area Giovannelli, su cui sono andati a chiudere due materani, e ne è venuto fuori un pallone ribattuto ancora una volta in corner. Siamo intanto passati al 21° minuto di gioco. Con un fallo laterale a favore della squadra ligure. La manovra è stata avviata da Lorini, che ripropone un secondo cross, ribatte la difesa del Matera, ancora ribattuta da Gambini, ci sembra la palla, e tiro da lontano, il tiro della domenica come si dice, di Giovannelli, su cui sono andati a chiudere due materani, e ne è venuto fuori un pallone ribattuto ancora una volta in corner. Siamo intanto passati al 21° minuto di gioco. Con un fallo laterale a favore della squadra ligure. La manovra è stata avviata da Lorini, che ripropone un secondo cross, ribatte la difesa del Matera, ancora ribattuta da Gambini, ci sembra la palla, e tiro da lontano, il tiro della domenica come si dice, di Odorizzi, che ha fatto sbattere il pallone sotto la traversa nell'angolo destro